Inaugurata stamani la nuova TAC a 160 strati al reparto di radiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma non solo, anche un apparecchio radiologico digitale diretto per i pazienti di pronto soccorso, uno portatile per eseguire direttamente gli esami al paziente ricoverato e un ecografo acquistati con i fondi del PNRR. Beh, sì, stiamo rimodernando tutto il parco tecnologico, ma non solo ad Agrigento. Oggi stiamo inaugurando la TAC a 160 strati, le apparecchiature digitali di radiologia in pronto soccorso che permetteranno di velocizzare anche la possibilità di effettuare gli esami e un'apparecchiatura ecografica che serve sia per il pronto soccorso sia per i pazienti esterni. Tutto questo è frutto di finanziamenti del PNRR, la TAC, e quindi questa l'abbiamo già installata entro il 31 di dicembre, oggi la stiamo inaugurando, ma già era funzionante al 31 di dicembre e invece le altre tecnologie sono state finanziate con il DL 34, cioè con i finanziamenti per il Covid, per intenderci. Tutto questo lo stiamo facendo oggi ad Agrigento, ma il 7 lo inaugureremo TAC e risonanza a Sciacca, oltre che il nuovo pronto soccorso di Sciacca. Non solo, ma abbiamo presentato in Regione dei progetti per poter ammodernare tutte le tecnologie in tutti e 5 presidi ospedalieri e nelle case della comunità, perché non dobbiamo dimenticare che dal prossimo anno saranno attive 19 case della comunità. Quindi case della comunità dove il cittadino potrà trovare non soltanto il medico di base, ma potrà trovare anche tutti gli specialisti e quindi anche tutte le attività diagnostiche. Assolutamente, oggi siamo qui ad inaugurare ben 4 apparecchiature, una TAC di ultima generazione acquistata con dei fondi PNRR e altre 3 apparecchiature che vanno a completare tutta la radiologia di pronto soccorso, che sono un apparecchio radiologico digitale diretto per eseguire quindi radiografie proprio dedicate ai pazienti di pronto soccorso, un apparecchio portatile che può girare all'interno dell'ospedale, quindi anche direttamente permette di eseguire esami a letto del paziente, e un ecografo. Attualmente questa è la radiologia di pronto soccorso, era presente solo una TAC. Queste ultime apparecchiature che ho elencato sicuramente vanno a completare tutta quella che è la diagnostica principale che riguarda il pronto soccorso, e quindi permetterà di eseguire direttamente gli esami radiografici dei pazienti che accedono in pronto soccorso direttamente nell'area di emergenza, evitando spostamenti lungo i corridoi.